canto 211. Signore Dio, in te confido, tu sei speranza del mio cuore, nell'ansie mie te m'affido, vicino a te non ho timore, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Tu sei mio gaudio, mia fortezza, del tuo amor non mi privar, da te io spero la salvezza, non sia vano il mio sperar, in te fidente non cadrò, al gaudio eterno giungerò. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Col rito delle cene, lo sappiamo, inizia il tempo di grazia della Quaresima che ci condurrà a celebrare l'Eucaristia, il Pasqua del Signore. È un tempo di conversione, è sempre questa la proposta che ci viene fatta dalla liturgia, affinché la nostra vita sia rinnovata profondamente. Preghiamo. O Dio nostro Padre, concedi al popolo cristiano di iniziare con questo digiuno un cammino di vera conversione per affrontare vittoriosamente con le armi della penitenza il combattimento contro lo spirito del male. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Gioele. Così dice il Signore: ritornate a me con tutto il cuore, con digiuni, con pianti e lamenti. Laceratevi il cuore e non le vesti. Ritornate al Signore vostro Dio, perché Egli è misericordioso e pietoso, lento all'ira, di grande amore, pronto a ravvedersi riguardo al male. Chissà che non cambi e si ravveda e lasci dietro a sé una benedizione. Offerta e libagione per il Signore vostro Dio. Suonate il corno in Sion, proclamate un solenne digiuno, convocate una riunione sacra, radunate il popolo, indite un'assemblea solenne, chiamate i vecchi, riunite i fanciulli, i bambini, i lattanti. Esca lo sposo dalla sua camera e la sposa dal suo talamo. Tra il vestibolo e l'altare piangano i sacerdoti, ministri del Signore, e dicano: perdona, Signore, al tuo popolo e non esporre la tua eredità al ludibrio e alla derisione delle genti. Perché si dovrebbe dire tra i popoli: dov'è il loro Dio? Il Signore si mostra geloso per la sua terra e si muove a compassione del suo popolo.
Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nella tua grande misericordia, cancella la mia iniquità. Lavami tutto dalla mia colpa, dal mio peccato rendimi puro. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Sì, le mie iniquità io le riconosco, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Contro di te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l'ho fatto. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo, non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Perdonaci, Signore, abbiamo peccato. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, noi, in nome di Cristo, siamo ambasciatori. Per mezzo nostro è Dio stesso che esorta. Vi supplichiamo in nome di Cristo, lasciatevi riconciliare con Dio. Colui che non aveva conosciuto peccato, Dio lo fece peccato in nostro favore, perché in Lui noi potessimo diventare giustizia di Dio. Poiché siamo Suoi collaboratori, vi esortiamo a non accogliere invano la grazia di Dio. Egli dice infatti: al momento favorevole ti ho esaudito e nel giorno della salvezza ti ho soccorso. Ecco ora il momento favorevole, ecco ora il giorno della salvezza. Parola di Dio. Gloria, lode e onore a te, Signore Gesù. Oggi non indurite il vostro cuore, ma ascoltate la voce del Signore. Gloria, lode e onore a te, Signore Gesù. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli: state attenti a non praticare la vostra giustizia davanti agli uomini per essere ammirati da loro, altrimenti non c'è ricompensa per voi presso il Padre vostro che è nei cieli. Dunque, quando fai l'elemosina, non suonare la tromba davanti a te come fanno gli ipocriti nelle sinagoghe e nelle strade per essere lodati dalla gente. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, mentre tu fai l'elemosina,
non sappia la tua sinistra ciò che fa la tua destra, perché la tua elemosina resti nel segreto e il Padre tuo, che vede nel segreto, ti ricompenserà. E quando pregate non siate simili agli ipocriti che nelle sinagoghe e negli angoli delle piazze amano pregare stando ritti per essere visti dalla gente. In verità, io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu preghi, entra nella tua camera, chiudi la porta e prega il Padre tuo che è nel segreto, e il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. E quando digiunate non diventate malinconici come gli ipocriti, che assumono un'aria disfatta per far vedere agli altri che digiunano. In verità io vi dico, hanno già ricevuto la loro ricompensa. Invece, quando tu digiuni, profumati la testa, lavati il volto, perché la gente non veda che tu digiuni, ma solo il Padre tuo che è nel segreto. E il Padre tuo che vede nel segreto ti ricompenserà. Parola del Signore. Lasciatevi riconciliare con Dio, ci esorta San Paolo. Parole che abbiamo sentito in questa seconda lettura. Ecco, nel tempo di Quaresima, il tempo favorevole che la liturgia ci offre proprio per, ancora una volta, in modo, per dire così, più forte, di percorrere quel cammino di conversione che passa proprio attraverso la riconciliazione. Un cammino che passa attraverso fare verità, ci ricorda anche il Vangelo, per non essere ipocriti. Tante volte nel Vangelo Gesù bolla quelle persone che lui non ammira, anzi tutt'altro, e bolla quella parola ipocriti. E questa sera abbiamo sentito per 3 volte. Non fate come gli ipocriti, cioè fanno solo per farsi vedere e da quel farsi vedere ottenere un riscontro dalla gente. Oggi più che mai, credo, c'è questa tentazione di ostentare se stessi, far vedere qualcosa perché gli altri ti riconoscano, ti apprezzino, ti stimino, ti facciano tutte quelle cose che sappiamo che anche con i mezzi di comunicazione oggi si vive. Quel cercare la benevolenza degli altri, quel cercare di mettersi in mostra, quel cercare di apparire, ma è per appunto un cercare vuoto che tante volte manifesta quello che uno o una non è. Fare verità, potremmo dire ancora oggi, attraverso quelle 3 grandi piste che sempre la liturgia ci suggerisce: la condivisione, l'elemosina, la preghiera, la relazione con Dio, il digiuno, il saper usare bene nel modo corretto i mezzi che abbiamo. Sono vie molto pratiche attraverso cui possiamo esprimere la nostra realtà di cristiani. Perché il cristiano questo dovrebbe essere, uno in relazione con Dio, sempre, con la preghiera. Perché non può essere certo cristiano se non è in relazione con Dio. Uno deve essere anche capace di gestire i beni, non nell'accapararsi, ma nel gestirli bene e anche nel condividerli. Avere una giusta misura delle cose e nelle cose. E anche quella capacità che abbiamo di donare, di saper misurare, la giusta misura, ecco. Tempo della Quaresima è questo, anche attraverso le opere di misericordia che siamo chiamati a vivere. C'è un cammino di conversione. Perché? Perché nella tradizione sappiamo che abbiamo bisogno anche
di questi momenti, sottolineare ancora di più quello che dovrebbe caratterizzare la nostra esistenza. Non è un tempo triste la Quaresima, anzi è un tempo impegnativo che ci dovrebbe aiutare ad andare all'essenza della nostra fede, a essere autentici, non cercare l'apparenza ma la sostanza, banalmente, se così possiamo dire. E allora anche quel segno delle ceneri che ci ricorda la nostra realtà, che veniamo meno, la caducità della vita che passa, anche qui non come segno per intimorirci, ma prendere coscienza della nostra realtà ultima. Quell'olivo bruciato che ci dà quelle ceneri ci ricorda molto bene le nostre ceneri. Per questo è una parabola della nostra vita, che siamo impegnati a vivere giorno dopo giorno nel miglior modo possibile. È un richiamo al nostro impegno, senza dimenticare l'orizzonte ultimo. E se le ceneri ci portano a pensare alla conclusione proprio concreta, materiale del nulla, sappiamo che alla conclusione di questa Pasqua invece quel nulla diventerà il tutto nella risurrezione di Cristo, nella nostra risurrezione. Non ci fermiamo alle ceneri, è un passaggio. E in quelle ceneri dobbiamo vedere la nostra pochezza, sì, ma anche la nostra grandezza, proprio nella Pasqua, perché da lì risorgiamo a vita nuova, per dar pienezza alla nostra esistenza. Ci aiuti in questo cammino allora il Signore a far sì che questo sia un'occasione favorevole per la nostra vita, favorevole per riprendere in mano la nostra vita cristiana, per essere veramente autentici e mai ipocriti. Ci mettiamo in piedi per la benedizione delle ceneri. Fratelli e sorelle, supplichiamo Dio nostro Padre perché con l'abbondanza della sua grazia benedica queste ceneri che poniamo sul nostro capo in segno di penitenza. O Dio che hai pietà di chi si pente e doni la tua pace a chi si converte, ascolta con paterna bontà le preghiere del tuo popolo e benedici questi tuoi figli che riceveranno l'austero simbolo delle ceneri perché attraverso l'itinerario spirituale della Quaresima giungano completamente rinnovati a celebrare la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. E accompagniamo l'imposizione delle ceneri che ora facciamo con il canto 212.
Fratelli e sorelle, ai primi passi del nostro cammino penitenziale ci rivolgiamo umilmente al Padre per essere rinnovati interiormente e con il dono della sua grazia. E preghiamo insieme, ripetiamo: crea in noi, Signore, un cuore puro. Per la Chiesa, fortificata nella lotta contro lo spirito del male, sia sacramento di perdono e riconciliazione per gli uomini e le donne del nostro tempo. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore puro. Per i governi delle nazioni, riconoscano nei valori umani e cristiani le basi autentiche per promuovere la dignità e la libertà di tutti i popoli. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore puro. Per i malati e quanti soffrono nel corpo e nello spirito, intimamente uniti alla passione di Cristo, si sentano pienamente partecipi della sua vittoria pasquale. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore puro. Per noi qui presenti, la grazia di questo tempo propizio trasformi la nostra vita, generando frutti di conversione in gesti concreti di cura e carità fraterna. Preghiamo. Crea in noi, Signore, un cuore puro. Padre di grande amore, fonte del perdono, sostieni il nostro cammino quaresimale con le armi della penitenza per poter celebrare rinnovati la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Con questo sacrificio, Padre, iniziamo solennemente la Quaresima, invochiamo la forza di astenerci dai nostri vizi con le opere di carità e di penitenza, per giungere liberati dal peccato a celebrare devotamente la Pasqua del tuo Figlio. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre, Santo, Dio onnipotente ed eterno. Tu vuoi che ti glorifichiamo con la penitenza quaresimale, perché la vittoria sul nostro peccato ci renda disponibili alle necessità dei poveri, a imitazione della tua bontà infinita. E noi, uniti a tutti gli angeli, cantiamo a una sola voce l'inno della tua gloria. Santo, Santo, Santo è il Signore, Dio dell'universo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna
Veramente santo sei tu, o Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo, il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Corrado, l'ordine episcopali, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli, ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che, in pace con te, hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria, in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E obbediente alla parola del Salvatore, formata il suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiatevi un segno di pace. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato. Canto di comunione il 523.
Preghiamo. Questo sacramento che abbiamo ricevuto, oh Padre, ci sostenga nel cammino quaresimale, santifichi il nostro digiuno e lo renda efficace per la guarigione del nostro spirito, per Cristo nostro Signore. Come sempre c'è quel libretto che vedete lì nei banchi che accompagna la nostra preghiera quotidiana. È un sussidio molto semplice ma anche molto utile. Dobbiamo avere anche un po' la costanza di questa pratica. E non c'è più la scatoletta al salvadanaio per l'iniziativa Un Padre per amore di Dio, un pane per amore di Dio, ma c'è la classica busta che trovate sempre lì nel banco. A questo popolo che riconosce la tua grandezza dona con bontà, o Dio, lo spirito di penitenza, perché nella tua misericordia ottenga di giungere all'eredità promessa a chi si converte per Cristo nostro Signore. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Messa è finita, andate in pace. Concludiamo il canto a Maria 325. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai, Santa Maria del Cammino, sempre sarà con te. Vieni, o Madre